Sono 6 le liste presentate e ammesse per le elezioni di secondo livello al libero consorzio di Agrigento, 2 i candidati in campo, il sindaco Pendolino e Castellino. L'UDC interviene al dibattito sulla frammentazione del centrodestra, Nord chiama Sud ad Agrigento, giorno 10, per parlare delle prossime elezioni provinciali. In fase di realizzazione il completamento dei lavori del muro pericolante di Salisa Alessi ad Agrigento. Operazione della Guardia di Finanza di Caltanissetta contro le vendite abusive di marchi noti contraffatti sui social. Stasera alle ore 21 e domani alle ore 16 uno speciale su TVA di politica con ospite l'avvocato Stefano Catuara. Stasera su Video Sicilia alle 21:30 l'intervista realizzata con l'onorevole Mangiacavallo su Agrigento Capitale 2025. Dal 20 aprile all'8 giugno prossimo tornano a San Biagio Platani gli archi di pane. La Fortitudo rientra con una sconfitta dalla trasferta di Omegna. Buongiorno con nuovo appuntamento del nostro TVA Notizie di oggi 8 aprile martedì. Sono state tutte ammesse le 6 liste elettorali presentate ieri mattina all'ufficio elettorale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che vede in lista i 2 candidati alla massima carica, Giuseppe Pendolino, sindaco di Aragona, e Stefano Castellino, sindaco di Palma di Montechiaro. Il servizio. Sono state tutte ammesse le 6 liste elettorali presentate ieri mattina all'ufficio elettorale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. A darne notizia oggi la Presidente dell'Ufficio elettorale, dottoressa Roberta Marotta, che insieme ai componenti Michele Giuffrida, Pietro Librici e Antonio Insalaco hanno concluso le operazioni di controllo delle stesse liste. Le operazioni elettorali si svolgeranno nell'intera giornata del 27 aprile, dalle 8 alle 22, nell'aula Giglia della sede centrale del Libero Consorzio Comunale. Domani, mercoledì 9 aprile, dalle ore 9, la Commissione elettorale procederà al sorteggio per assegnare a ciascuna lista e a ciascun candidato presidente un numero progressivo che rappresenterà l'ordine con il quale le liste e i candidati a presidente saranno iscritti. Sono 6 le liste elettorali presentate ieri presso l'ufficio elettorale. Non sono collegati ai 2 diversi candidati presidente, che sono Giuseppe Pendolino e Stefano Castellino, quindi il voto è autonomo e disgiunto. Le liste sono così suddivise: Forza Azzurri, la lista Insieme per la provincia di Agrigento, la lista Uniti per Agrigento, quella di Fratelli d'Italia, la lista Lega Salvini e quella della Democrazia Cristiana. L'elezione prevede il voto dei sindaci e dei consiglieri comunali dell'intera provincia di Agrigento con le diverse attribuzioni del voto ponderato. Ricordiamo che le elezioni di secondo livello sono fissate per scegliere i presidenti e i consiglieri dei liberi consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani. Hanno i componenti delle assemblee delle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina hanno diritto di voto agli organi elettivi comunali in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta. E sulle prossime elezioni del Libero Consorzio interviene oggi il coordinatore regionale dell'UDC Decio Terrana, la frammentazione del centrodestra alle provinciali e il fallimento del bipolarismo siciliano. Concluso il termine per la presentazione delle liste per le prossime elezioni di fine aprile dei liberi consorzi siciliani, interviene oggi il coordinatore regionale dell'UDC Decio Terrana, che riflette sulla frammentazione che ha avuto luogo nel centrodestra. Saltato il tavolo regionale, in diverse province il centrodestra si presenta diviso e a sostegno dei diversi candidati. Credo non possa essere un caso che proprio in queste elezioni prettamente politiche, a cui partecipano esclusivamente i consiglieri e i sindaci già eletti, classe politica dirigente dei vari territori, il centrodestra non sia riuscito a riaffermare il tanto elogiato centrodestra unito. L'onorevole Terrana continua affermando: durante la fase di composizione delle liste si è scomposto il quadro politico del centrodestra, facendo emergere forse più gruppi di potere che unità di intenti, abbandonando così la linearità politica che ha sempre contraddistinto il centrodestra nelle scelte elettorali.
È il fallimento del bipolarismo siciliano, continua il coordinatore regionale dell'UDC, segno evidente di una profonda frammentazione politica che sta avvenendo anche nella società. Il bipolarismo, che avrebbe dovuto garantire stabilità e alternanza, si è trasformato in un sistema concluso e inconcludente, incapace di rispondere alle esigenze socio-economiche e politiche dei vari territori. Abbiamo assistito solo ad alleanze mal assortite e scelte qualunquiste. È chiaro che questo atteggiamento allontanerà sempre di più il cittadino dalle istituzioni. E oggi presso la sala stampa dell'Assemblea regionale siciliana si è tenuta una conferenza stampa promossa da Sud Chiama Nord, dove sono state illustrate le determinazioni del movimento in vista delle prossime elezioni provinciali e un quadro delle proposte e gli obiettivi da mettere in campo il servizio da Palermo. Quali sono le strategie e anche le proposte che Sud Chiama Nord intende mettere in campo per rafforzarsi sul territorio? Ma intanto in quella che è una competizione elettorale delle provinciali che non ci affascina, come abbiamo avuto già modo di dire, saremo presenti ovviamente con i nostri candidati in tutte le province, portando avanti quelle che sono le idee, ma soprattutto le esigenze dei vari territori. In questa competizione elettorale abbiamo lasciato libero il territorio di autodeterminarsi proprio con l'obiettivo di riuscire ad essere quanto più presenti possibile rispetto a quelle che sono le esigenze che nei vari territori si sono manifestate. Abbiamo presentato la lista a Messina, abbiamo fatto anche una scelta politica di non presentare la lista nelle varie province come Sud Chiama Nord, proprio perché non condividiamo comunque questa metodologia di elezione, in considerazione del fatto che per noi le elezioni sono quelle di primo livello in cui si dà voce alla gente di potersi esprimere e quindi da qui la scelta di non presentare la lista come Sud Chiama Nord. Partecipiamo in progetti civici, poi abbiamo candidati ovviamente in tutte le province siciliane. Non è facile trovare una sintesi in una tipologia di elezione come questa. Cateno De Luca non è uscito dal nostro assetto, Cateno De Luca si è preso una riflessione, se così possiamo dire, dalla vita partitica e politica e si sta dedicando al centro studi Ti Amo Sicilia per come dire, mettere ancora di più a frutto quella che è la sua grande esperienza amministrativa, di amministratore, di persona che è impegnata nei palazzi municipali e quindi dare quel valore aggiunto. E durante questa pausa cercherete un valido sostituto a Cateno De Luca? Siamo noi validi sostituti con grande serenità, abbiamo una classe dirigente sicuramente abbastanza valida sia come deputazione che come sindaci che come amministratori locali, speriamo di riuscire a rappresentarlo nella maniera più degna possibile, anche se Cateno è difficile da sostituire in tutto e per tutto, però noi cerchiamo di non far sentire troppo la sua mancanza. E sempre in tema di elezioni al libero consorzio si terrà giovedì 10 aprile alle ore 18 presso l'Hotel della Valle in via Ugo La Malfa ad Agrigento un incontro promosso da Sud Chiama Nord. L'iniziativa è organizzata in vista delle prossime elezioni provinciali, vedrà la partecipazione di coordinamenti, comitati e tesserati del movimento della provincia di Agrigento. Nel corso dell'incontro è previsto anche un momento per illustrare le prossime tappe politiche e organizzative di Sud Chiama Nord nel territorio agrigentino. Chiesi chiarimenti in Commissione Agricoltura al Parlamento europeo sul destino dei pagamenti diretti, mentre per la guerra si trovano 40 miliardi per le armi, agli agricoltori europei si promettono appena 3 miliardi dalla Banca Europea. L'intervento dell'europarlamentare Raffaele Stancanelli del gruppo dei Patriotti. Per i Patriotti, onorevole Stancanelli, 1 minuto e 30. Grazie alla Vicepresidente. Io volevo fare alcune considerazioni. Certamente accogliamo con favore la disponibilità della BEI a mettere in campo questi 3 miliardi per l'agricoltura, anche se devo fare una piccola considerazione. Oggi si parla di 40 miliardi da dare alla Ucraina per armi. Chiusa la parentesi, là si trovano molti più soldi. Ma detto questo, e siccome apprezzo anche le destinazioni che sono state indicate, quella relativamente al 12% ai giovani agricoltori, è un fatto importante questo. Per le donne si raggiunge una quota del quasi del 32%, un altro fatto importante. Quello relativo alle assicurazioni agricole, specialmente in un momento in cui ci sono i cambiamenti climatici estremi, è importante.
come sono importanti i finanziamenti che possono essere dati per le infrastrutture rurali, quali per esempio ricostruzioni, strade o altro. Ecco, tutte queste cose ci stanno bene, ma io faccio una considerazione. I pagamenti diretti, la possibilità che gli agricoltori attingano a questi prestiti direttamente, questa è la mia domanda, senza burocrazia, senza inefficienze, senza ritardi, è prevista nella vostra azione? Per noi questo è importante, perché se noi parliamo soltanto di 3 miliardi a disposizione e poi non li mettiamo a disposizione di coloro i quali coltivano la terra, e che volevo capire da lei quali sono le iniziative che vengono messe in campo per evitare ritardi, inefficienze, burocrazia e quant'altro. Grazie. Proseguono i lavori di consolidamento di Via Alessi, il progetto giunge alla sua fase conclusiva dopo tanti anni di attesa e servizio. Proseguono secondo il cronoprogramma stabilito dal Comune di Agrigento i lavori di consolidamento del muro di Via Alessi, un intervento atteso da anni e giunto alla sua fase finale. Il progetto si inserisce nel contesto delle opere di sicurezza urbana che ha visto l'avvio della realizzazione dei tiranti di ammossamento del muro al banco calcarenitico, una delle fasi più significative dell'intervento. L'impresa incaricata ha già completato il placcaggio in cemento armato del muro consolidato, dando avvio alla nuova fase di lavori, come si vede dalle foto. L'importo complessivo dell'intervento è di 600.000 euro, interamente finanziato con risorse comunali. Siamo soddisfatti che dopo anni di attesa ci avviamo alla conclusione di un progetto fondamentale per la sicurezza della zona, la sanità dei residenti di Via Alessi, dichiara l'assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato. Lo siamo ancora di più considerando che l'intervento di consolidamento di Via Alessi si inserisce in più ampio programma di riqualificazione e consolidamento urbano avviato dall'amministrazione comunale, che intende anche lavori già inclusi su altre importanti aree della città, tra cui il consolidamento di via Favignana, il muro di via San Vito, i lavori della protezione civile al villaggio Mosè, i lavori di fase di completamento del versante nord-ovest delle palazzine denominate Crea. Continueremo a monitorare costantemente l'andamento di questi lavori, assicurandoci che vengano completati con precisione nel rispetto delle tempistiche stabilite, ha affermato l'assessore al ramo Gerlando Principato. Operazione mercato parallelo, contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale. L'operazione condotta dai finanzieri della Guardia di Finanza di Caltanissetta. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caltanissetta, nell'ambito dell'azione di contrasto ai traffici illeciti, ha avviato un piano di interventi finalizzato al contrasto della vendita di merce contraffatta e di forme di abusivismo commerciale pubblicizzate anche a mezzo social. L'operazione è stata condotta dalle Fiamme Gialle del gruppo di Caltanissetta e ha preso avvio da un ampio monitoraggio del commercio dei beni a mezzo internet all'interno della stessa provincia, con particolare riguardo a numerose posizioni risultate irregolari anche sotto il profilo del rispetto degli obblighi tributari in alcune circostanze costituenti reato. Le attività di analisi sono state orientate su due filoni investigativi, il primo riguardante il crescente fenomeno della vendita di prodotti di abbigliamento contraffatti, spesso pubblicizzate a mezzo e proprio dirette attraverso i più noti social network. A tal proposito sono stati individuati numerosi profili pienamente operativi di soggetti indiziati di reati di vendita di merce contraffatta e ricettazione. I capi sottoposti a sequestro sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria e risultati circa 1.000 unitamente a carte prepagate utilizzate per le transazioni con gli utenti per un giro di affari che ammonta a oltre 50.000 euro. Il secondo filone invece ha consentito di tracciare, previa l'acquisizione di annunci sulle più importanti piattaforme dedicate in rete, le attività di vendita svolte da privati cittadini totalmente sconosciuti al fisco, i quali per quantità e qualità di beni venduti in un breve lasso di tempo hanno esercitato in modo professionale attività commerciali in assenza di totale partita IVA e delle autorizzazioni di legge. I settori merceologici maggiormente pubblicizzati sono risultati quelli del commercio di auto, moto, scooter, abbigliamento e allevamento di animali, con volumi di affari in taluni casi di oltre 100.000 euro.
Le posizioni dei venditori sono state sottoposte alla locale agenzia delle entrate al fine di ottenere l'apertura d'ufficio delle partite IVA, avviare i controlli fiscali utili ad attrarre a tassazione gli eventuali introiti incassati da evasione d'imposta. L'operazione di servizio condotta dalla Guardia di Finanza conferma il costante impegno del Corpo nell'attività di prevenzione e repressione degli insidiosi fenomeni della vendita, distribuzione di prodotti contraffatti all'abusivismo commerciale, a tutela del mercato, delle imprese regolari, della libera concorrenza e degli stessi consumatori finali. E uno speciale della nostra redazione andrà in onda stasera alle ore 21, domani con replica alle ore 16 sul canale 268 in tutta Italia e in streaming sul sito www.televideagrigento.tv. In ospite in studio l'avvocato Stefano Catuara. Si è discusso di politica internazionale, del ruolo dell'Europa, del governo Meloni, del governo regionale, con un focus su Agrigento, capitale della cultura, e sulla separazione delle carriere dei magistrati e di una probabile candidatura a sindaco di Raffadale alle prossime elezioni comunali. Sentiamo uno stralcio dell'intervista all'avvocato Catuara. Buonasera, ospite di questo nostro speciale, questa sera l'avvocato Stefano Catuara, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Oggi vorremmo fare un po' il punto della situazione partendo da situazioni internazionali, avvocato, come ad esempio la guerra verso l'Ucraina, dei cambiamenti avvenuti nello scenario della politica mondiale, alle elezioni di Trump e ai rapporti che lo stesso sta intrattenendo con Putin. Ecco, partiamo da lì per poi man mano scendere alla politica nazionale, regionale e poi, non per ultimo, quella locale. Intanto la ringrazio per l'invito e colgo l'occasione anche per cercare di fare un minimo di chiarezza rispetto alla propaganda che c'è ancora in Europa sulla vicenda della guerra. Ora non v'è dubbio, a scanso di equivoci, che siamo in presenza di un paese che è stato occupato, l'Ucraina, e di un paese che ha fatto l'occupazione, la Russia. Ma la prima domanda a cui bisogna rispondere è capire se l'organizzazione internazionali che sono venute fuori dopo la seconda guerra mondiale, a dire il vero un po' prima, ma con le diverse modifiche, continuano o possono continuare a svolgere il ruolo che svolgevano. In questa vicenda è scomparsa l'Organizzazione Internazionale, l'ONU. Io non sono a conoscenza di alcun intervento del segretario generale Gutierrez. Vi è un altro elemento fondamentale. Il Consiglio di sicurezza, che è composto di 15 membri e 5 in modo permanente, e per comprenderci, di questi 5 in modo permanente ne fanno parte la Francia, ne fa parte il Regno Unito, ne fa parte gli Stati Uniti, la Russia e la Cina. Mi chiedo se il Consiglio di sicurezza, che è chiamato a determinare le condizioni per imporre la pace, ha svolto un ruolo in questa vicenda. Se c'è stata qualche risoluzione, qualche intervento, abbiamo vissuto invece da tifosi la guerra in Ucraina. Abbiamo detto che la Russia ha fatto l'occupazione, dopodiché il rimedio che viene proposto è il riarmo. Ora non v'è dubbio che siamo in presenza del cosiddetto fallimento dell'Europa. Le organizzazioni internazionali non sono capaci di garantire la pace nel mondo e per questo sono nate, e quindi la prima questione che si pone è comprendere seriamente come usciamo da questa esperienza, perché questa esperienza modifica le condizioni del mondo.
In 3 anni del cosiddetto governo Biden abbiamo assistito a una escalation della guerra. Poi è arrivato Trump e tutti ne parlano male. In realtà però, da quando è stato eletto Trump, finalmente si parla di pace. Certo, qualcuno può dire, siamo ancora alle vuote parole, non c'è una vera e propria tregua, ma il linguaggio è cambiato e quindi si devono cercare le condizioni per realizzare la pace per quei popoli. Poi viviamo altra situazione particolare. Le guerre sono tutte negative perché muoiono diverse persone, la guerra è morte. Eppure si parla della guerra in Ucraina, si sottovaluta quello che avviene in Gaza con Israele e non si conoscono altri focolai presenti nel mondo. Perché allora tutto questo? Le guerre sono tutte uguali, la guerra è disperazione, la guerra è morte, la guerra è evidente che può portare solo ed esclusivamente danno. Bisogna creare le condizioni per la pace e bisogna cambiare anche il ruolo che l'Europa deve avere per obbligare e creare le condizioni per una pace. E la pace non è né giusta né ingiusta, è pace. Non necessita di ulteriori aggettivi. Non vi è dubbio che bisogna avviare e proseguire questa trattativa per fermare la morte. E in questa vicenda l'Europa non c'è. È assente. E stasera su Video Sicilia LCN 93 alle ore 21:30 sarà riproposto lo speciale registrato dalla nostra redazione con l'onorevole Nenè Mangiacavallo su Agrigento, capitale della cultura 2025. Il Liceo Leonardo e la Fondazione Pirandello insieme per un progetto tra storia, innovazione e partecipazione alla scoperta del teatro, l'evento domani 9 aprile, una giornata di studi e una visita virtuale a 360 gradi, le interviste. Ma intanto lasciami dire che mentre ogni giorno che passa aumenta sempre più la pletora di soggetti, di persone fisiche, giuridiche, pubbliche e private che retoricamente chiedono cosa Capitale della Cultura possa fare per loro, qua abbiamo 2 istituzioni culturali, cioè il Liceo Scientifico e Linguistico Leonardo da una parte, la Fondazione Teatro Luigi Pirandello dall'altra, che invece kennedianamente si chiedono cosa possono loro fare per Capitale della Cultura. Tutto questo traducendolo in azioni concrete e facendo qualcosa che non è molto comune dalle nostre parti, e cioè quelle di lavorare insieme, di collaborare pariteticamente, ciascuno apportando il proprio know-how, per offrire un servizio e mettere a disposizione un prodotto all'intera collettività. Il Liceo Scientifico e Linguistico Leonardo ha da tempo avviato un progetto che è un focus sulle città italiane capitali della cultura. Ovviamente l'attenzione è stata incentrata e concentrata su Agrigento, sul suo patrimonio storico, architettonico, culturale, e quindi il Teatro Pirandello è ovviamente uno dei gioielli più preziosi del nostro patrimonio. E sotto la guida sapiente e saggia del professore Fabio Zarbo, docente di storia dell'arte del Liceo Leonardo, alcuni studenti del liceo hanno fatto un lavoro davvero immane
si sono trasformati in topi da biblioteca, hanno scartabellato carte, rovistato uffici, archivi, hanno fatto dei ritrovamenti inediti, cose importanti su cui manteniamo la suspense e un minimo di riservo, ma che poi preannunzieremo e ufficializzeremo il 9 aprile prossimo. Posso solo dirvi che da questo momento in poi la nostra città potrà pregiarsi di spendere ancora di più il nome dell'architetto Giovan Battista Filippo Basile, del quale fino ad oggi conoscevamo e avevamo traccia documentale del suo intervento, del suo lavoro sul Teatro Pirandello, ma grazie al professore Zarbo, ai ragazzi del liceo scientifico e alla dirigenza del liceo, oggi viene fuori qualcosa ancora di più. Si tratta di un progetto che è stato portato avanti da un docente del liceo Leonardo, il professore Fabio Zarbo, che ha coordinato il lavoro di un gruppo di eccellenti studenti che hanno di fatto realizzato la visita virtuale a 360 gradi del Teatro Pirandello. Un lavoro straordinario che a mio avviso ha raggiunto un triplice obiettivo. Innanzitutto quello della promozione dell'innovazione tecnologica, in secondo luogo è un progetto che ha avuto un altissimo valore educativo e in terzo luogo chiaramente è un progetto che ha un impatto culturale non indifferente. Per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, è un progetto che indubbiamente consente di superare i limiti fisici, è un progetto che dà del patrimonio una prospettiva immersiva e interattiva soprattutto, ed è un progetto che consente di visitare gli spazi in maniera assolutamente autonoma. Abbiamo ratificato questo protocollo d'intesa con il liceo scientifico Leonardo di Agrigento. Questo lavoro bellissimo che hanno svolto i ragazzi del liceo scientifico ci permetterà di essere a disposizione di tutti, di avere un teatro visitabile virtualmente da ogni parte del mondo. Abbiamo la possibilità anche di scoprire nuove notizie sul teatro. I ragazzi sono riusciti a reperire materiale veramente inedito, quindi è con grande emozione che vi invitiamo giorno 9 di aprile a questa manifestazione di presentazione e quindi scoprire quello che i ragazzi hanno portato avanti con grande dedizione. La visita virtuale 360 gradi interattiva del Teatro Pirandello è un progetto che è iniziato nei primi mesi di questo anno scolastico, ma è una delle attività che rientrano nel più ampio progetto dal titolo Alla scoperta delle capitali italiane della cultura, che ha promosso il liceo scientifico Leonardo, al quale hanno aderito alcune scuole di città italiane che sono state insignite dal 2014 del prestigioso titolo di capitale italiana della cultura. Linea alla regia per la pubblicità. Dal 20 aprile all'8 giugno prossimo tornano gli archi di Pasqua, simbolo identitario del comune agrigentino, opere di arte popolare che quest'anno raccontano una comunità decisa a ricostruire il proprio futuro a partire dagli imponenti interventi di riqualificazione urbana possibile grazie ai fondi del PNRR, il nostro servizio. Dal 20 aprile all'8 giugno 2025 tornano gli archi di Pasqua, un simbolo identitario del comune agrigentino di San Biagio Platani, opere di arte popolare che quest'anno raccontano una comunità decisa a ricostruire il proprio futuro a partire dagli imponenti interventi di riqualificazione urbana possibile grazie ai fondi del PNRR. L'edizione 2025 si carica di un doppio significato. Da un lato la confraternita dei Madunnara celebra Agrigento capitale italiana della cultura, rendendo omaggio al territorio e alla sua vocazione artistica e mediterranea. Dall'altro i Signorara che rispondono al tributo all'ingegno degli abitanti del posto San Biagio Platani, Paese dell'Arte 2025, un grido di orgoglio e di visione che racconta ciò che il borgo è diventato,
non solo un custode di tradizioni, ma un laboratorio vivo di cultura e di rigenerazione, grazie al progetto Rigenerazione Archi di Piano 2030, vincitore del bando Borghi promosso dal Ministero della Cultura nell'ambito del Piano Nazionale PNRR. San Biagio Platani è oggi protagonista di un importante intervento di riqualificazione urbana e culturale. La manifestazione degli archi è un cuore pulsante di questo cambiamento. Attorno a essa si è costruito un sistema di opere e di servizi che stanno restituendo alla comunità spazi dimenticati e nuove prospettive di sviluppo. La rifunzionalizzazione dell'anfiteatro con i laboratori di musica e teatro, la nascita di un centro per l'identità immateriale, dell'Osservatorio del Patrimonio Culturale Locale, l'apertura di un'area camper multiservizi per l'accoglienza turistica in contrada montagna e ancora il recupero delle storiche mandrie rurali con area picnic e lo sviluppo di percorsi di arte effimera fruibili fino ad agosto grazie alla manifestazione Archi di Estate ed Ephemeral Festival targato Farm Cultural Park, con le residenze di artisti che coinvolgono creativi nazionali e internazionali chiamati a reinterpretare la tradizione in chiave contemporanea. Presenti anche il collettivo CTRLS Liotta Architecture, noti per l'approccio sperimentale e il dialogo tra paesaggio, materia e memoria. Dal 6 al 18 maggio San Biagio Platani ospiterà l'Erasmus delle aree interne, un'iniziativa ideata da Rifai che vedrà arrivare giovani da tutta Italia per un confronto tra modelli ed esperienze di innovazione territoriale. In programma anche attività laboratoriali, momenti di interscambio culturale, a cura dell'Associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia, con centri spagnoli legati alla tradizione della Semana Santa per rafforzare i legami tra cultura, affinità e comunità artigiane mediterranee. Archi di Piano 2030 è un progetto comunitario di cui gli abitanti diventano protagonisti dell'offerta turistica esperienziale fatta di accoglienza autentica, passeggiate tra i pistacchieti, visite ai laboratori artigianali, trekking nei paesaggi sicani, degustazione di prodotti locali a chilometro zero. Il sapere non è mai fermo, ma si fa racconto, gesto e relazione. Dal 13 al 20 aprile Caltanissetta si appresta a vivere uno dei momenti più intensi, identitari e attesi dell'anno, la Settimana Santa. Ce ne parlano i colleghi di Caltanissetta. Con l'avvicinarsi della Pasqua, Caltanissetta si prepara a vivere i tradizionali riti che caratterizzano la sua Settimana Santa, a partire dalla Domenica delle Palme con l'uscita del simulacro del Nazareno, per proseguire nei giorni successivi con il corteo della Real Maestranza ed ancora con le suggestive processioni delle Varicelle e delle Vare, per concludersi il Venerdì Santo con la commovente processione del Cristo Nero, accompagnato dalle lamentanze dei fogli amari. Anche quest'anno è previsto l'afflusso di centinaia di fedeli e visitatori italiani e stranieri, desiderosi di immergersi nell'intensa atmosfera di devozione e tradizione che avvolge la città. Elemento di novità per questa edizione è il coinvolgimento attivo delle scuole nissene. Gli studenti infatti la mattina del mercoledì santo saranno invitati a partecipare, assistendo attivamente al corteo della Real Maestranza, un'opportunità unica di vivere in prima persona un'esperienza di grande valore storico e religioso. Il nostro provveditore agli studi è stato disponibilissimo a rendere più presenza degli allievi, degli scolari, delle scuole elementari ma anche delle scuole superiori. Oltre alla tradizione secolare, la Settimana Santa di Caltanissetta rappresenta anche un'occasione imperdibile per esplorare la ricchezza culturale del territorio, anche grazie alla sinergia avviata con Agrigento, capitale della cultura italiana 2025. Un dialogo che va oltre i confini locali con l'obiettivo di valorizzare e promuovere insieme il patrimonio storico e artistico delle due città, creando un percorso comune di crescita e sviluppo. Abbiamo scommesso subito, le nostre interlocuzioni con il sindaco di Agrigento sono costanti e quindi seppur in ritardo sotto alcuni aspetti certamente siamo pronti con Agrigento per avere appunto più possibilità di presenze e sfruttare, così come abbiamo detto più volte, questa scia di Agrigento capitale della cultura. A Palermo la CGIL e l'associazione aderenti hanno presentato il programma per la campagna referendaria
Sui temi del lavoro e della cittadinanza l'obiettivo è porre il lavoro di qualità al centro del dibattito pubblico, contrastando la precarietà e promuovendo diritti e sicurezza. Da Palermo i colleghi. Ma noi abbiamo bisogno di rimettere al centro dell'agenda politica del Paese il tema del lavoro, della qualità del lavoro e della dignità del lavoro. E farlo dalla Sicilia è ancora più importante, perché qui non soltanto è la terra dove il lavoro non c'è, ma quello che c'è spesso è un lavoro precario, sottopagato, sfruttato. Basta ricordare che nel 2023 su oltre 300.000 contratti di lavoro attivati, soltanto 60.000 erano contratti di lavoro a tempo indeterminato. Tutto questo ci dice che c'è una condizione di fragilità nel mondo del lavoro che poi si ripercuote anche nella società. Se noi vogliamo rafforzare da un punto di vista economico, da un punto di vista sociale il Paese, se vogliamo rafforzare la Sicilia, lo dobbiamo fare provando a costruire un nuovo mercato del lavoro che dia maggiore stabilità occupazionale, che consenta ai cittadini e alle cittadine di avere redditi dignitosi. Io voglio ricordare che questa condizione di precarietà determina il fatto che in Sicilia vi è uno scatto rispetto al resto del Paese di oltre 7.000 euro di reddito in meno, e questo naturalmente dà il senso di un impoverimento complessivo della nostra regione. Noi riteniamo che bisogna andare a votare, perché noi la democrazia la difendiamo praticandola. In un tempo, in una stagione in cui ampie sempre più importanti della popolazione non riconosce nel voto e negli strumenti democratici lo strumento per cambiare la propria condizione di vita, questo naturalmente dimostra della grossa crisi che attraversa la nostra democrazia. Dentro questo scenario noi riteniamo che bisogna andare a votare sì, perché votando sì intanto si attenua di molto la legislazione sulla precarietà, votando sì si mettono in condizione i lavoratori e le lavoratrici del mondo degli appalti e dei subappalti di avere maggiore garanzia sia in termini contrattuali e in termini di norme sulla sicurezza. Il lavoro fa parte di uno dei diritti fondamentali della nostra Costituzione e noi dobbiamo difendere il lavoro, tutelarlo e promuoverlo in modo tale da favorire la crescita del nostro Paese, della nostra regione. Un lavoro che sia un lavoro di qualità, che vada al di là di quella precarietà che molte volte disattende i desideri più veri delle persone. Il lavoro oggi è la nostra priorità e dobbiamo agire in sinergia tutti per tutelare questo diritto fondamentale. Dunque la manifestazione di oggi è un ulteriore sforzo che viene fatto per porre all'attenzione di chi ci governa che se le cose continuano ad andare avanti così come vanno, per noi è la morte, cioè l'uccisione del futuro. Senza lavoro non c'è futuro, con tutto quello che comporta, la possibilità di crearsi una famiglia, la possibilità di avere una professione che gratifica, la possibilità di poter instaurare delle relazioni serene senza dover sempre scappare, arrampicarsi laddove si corre il rischio poi di precipitare. Dunque volontà condivisa da parte di tutti è tutelare il lavoro come valore fondamentale del nostro stare insieme come cittadini. E sul femminicidio della giovane universitaria Sara Campanella, avvenuto a Messina, vediamo ora un focus sul suo assassino realizzato dai colleghi di Trapani. Da 4 giorni Stefano Argentino è il giovane reo confesso dell'omicidio di Sara Campanella. Non mangia, non beve, insiste nella propria volontà di voler morire. A dirlo all'ADN Cronos è l'avvocato Stefano Andolina Legale insieme alla collega Rosa Campisi di Argentino, che ha confessato di aver accoltellato a morte lo scorso lunedì a Messina la studentessa 22enne originaria di Misilmeri, Palermo. Ho trovato un ragazzo molto provato, sta male da 4 giorni, non mangia e non beve. E come lo ha descritto la mamma? Molto introverso, molto chiuso, parla poco ed è sotto shock. Gli agenti della polizia penitenziaria ci hanno chiesto di convincerlo a mangiare, ha detto ancora il legale. Nel giorno dell'autopsia della ragazza eseguita al Policlinico di Palermo, il team di legali ha avuto modo di incontrare il proprio assistito. È stato un incontro per conoscerci, racconta Andolina. Gli abbiamo detto di fidarsi di noi,
Nei prossimi giorni avremo modo di approfondire quanto successo, di parlare dei dettagli. Intanto la mamma di Stefano ha voluto rendere dichiarazioni spontanee ai carabinieri che indagano sull'omicidio, coordinati dalla Procura di Messina. Segno, assicura il legale, che da parte nostra ci sarà il massimo contributo per ricostruire tutti i momenti e i particolari del delitto. Stefano è più che pentito, voleva togliersi la vita subito dopo il delitto, un proposito che mantiene ancora adesso, dicono ancora. Proprio per salvarlo, la mamma, Daniela Santoro, sarebbe andata a prenderlo a Messina. Ha ricevuto una telefonata nei minuti successivi al delitto in cui il figlio la salutava dicendole che voleva togliersi la vita. Sentendolo così disperato, racconta il legale, senza sapere il motivo perché non aveva ancora confessato l'omicidio, la signora, che da noto stava andando ad Avola per un appuntamento, ha deciso con il padre di proseguire per Messina ed è andata a prenderlo. È andata a Messina non per aiutarlo a fuggire, ma per cercare di salvargli la vita. Lo ha tenuto al telefono durante tutto il tragitto, pregando, quando la linea cadeva nelle gallerie, che non commettesse il gesto annunciato. Pannelli artistici per il benessere degli hospice all'Hospice di Messina, il servizio dei colleghi. Nell'ambito del progetto Umanizzazione degli spazi di cura dell'ASP di Messina, si è tenuta la cerimonia di consegna di pannelli artistici donati dal Lions Club Messina Ionio e da privati, destinati a creare un percorso psicosensoriale per il benessere degli ospiti dell'hospice, situato presso l'ospedale Papardo. Questa iniziativa segna l'inizio del progetto Arrediamo d'arte l'hospice, curato dalla psicologa dottoressa Angelida Ullo, che prevede anche l'uso di visori ottici e realtà virtuale. L'hospice si dedica alla cura di pazienti con malattie terminali, offrendo supporto non solo per la gestione del dolore, ma anche per migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie, affrontando aspetti emotivi e spirituali. Il progetto, coordinato dal dottor Giuseppe Ruggeri e promosso dai servizi di assistenza sanitaria e psicologia, sottolinea l'importanza della centralità del paziente nel processo di cura. La direzione strategica dell'ASP, composta dal dottor Giuseppe Cucci, dottor Giancarlo Niutta e dottor Giuseppe Ranieri Trimarchi, ha evidenziato l'impegno verso l'umanizzazione dei servizi sanitari, affermando che l'arte può migliorare l'esperienza dei pazienti e stimolare il loro benessere psicoemotivo. Il Lions Club Messina Ionio ha contribuito all'iniziativa con l'evento solidale La Dea Cura tra mito e realtà, svoltosi il 16 dicembre, il cui ricavato è stato destinato all'acquisto dei pannelli artistici. Un rapporto necessario tra l'arte, la bellezza e la cura. La malattia è ovviamente un momento difficile, doloroso della nostra vita, che però può essere in qualche modo alleviato e lenito da un percorso sensitivo e sensoriale importante che può in qualche modo, diciamo, rendere più lieve, ecco, il peso di questa sofferenza. Io devo naturalmente ringraziare per questa seconda fase del progetto di umanizzazione la dottoressa Angelida Ullo, che con tanta cura e dedizione, ne abbiamo un esempio alle nostre spalle, ecco, si sta occupando da anni di questa rinascita, ecco, del dolore attraverso appunto l'arte e la bellezza. L'iniziativa della quale dobbiamo ringraziare il Lions Messina Ionio, che insieme praticamente alla dottoressa Giamella e al dottore Ruggeri e alla dottoressa Ullo hanno ideato questo progetto per rendere più belli praticamente quelli che sono gli ambienti dell'hospice, facendo praticamente, mettendo in ciascuna stanza dei quadri di alcuni autori per ricreare praticamente il benessere nell'hospice stesso. Il club molto soddisfatto della iniziativa che ci vede oggi consegnare all'hospice dei pannelli decorativi che in qualche maniera dovrebbero portare sollievo ai poveri malati, purtroppo sono nella condizione peggiore nella quale ci si possa trovare.
Pertanto noi anzi siamo certi che il mio club continuerà con questa collaborazione per continuare a fare dei progetti che possano, anche se in piccola misura, dare un segnale di solidarietà e del desiderio di alleviare in qualche modo la sofferenza dei pazienti. Termina con una sconfitta per la Fortitudo la trasferta con Romegna per 81-74 per i padroni di causa. Sentiamo il coach Daniele Quilici. Ma complimenti a Omegna, che è partita decisamente meglio di noi, ha creato il break subito nei primi 5 minuti, noi non siamo stati in grado di rispondere immediatamente, poi piano piano nella partita abbiamo ripreso un pochino di forma, un po' di dimensione, però senza mai dare l'impressione di poter far girare le inerzia della partita. È un peccato perché una partita di questo tenore, di questa importanza, mancare nell'approccio iniziale significa che forse ancora non siamo pronti per fare un saltino di livello, un saltino di qualità, che invece è richiesto dato che si avvicina il play-in, si avvicinano i play-off e che quindi partite di questo genere, di questa emotività saranno un pochino più frequenti. Se bisogna fare però i complimenti ai tuoi ragazzi, quando sono ritrovati sotto di 19 siete stati bravi a rimanere aggrappati alla partita, a tornare fino a -5, forse lì, come dicevi giustamente tu, è mancato l'ultima accelerata. Sì, è mancata, ma manca perché poi se sei sempre a rincorrere hai bisogno, non ti dico di essere perfetto, ma di sbagliare molto poco. Omegna è stata brava a punirci sui nostri errori, soprattutto difensivi, perché poi venire a Omegna e pensare di vincere subendo 87 punti credo sia un'utopia. E quindi complimenti a loro che si sono fatti trovare più pronti, noi abbiamo materiale a lavorare per quest'ultimo mese. Anche perché il campionato continua, mancano ancora 3 partite per raggiungere la miglior griglia per i playoff, se saranno playoff o per i play-in. Diciamo che per fare playoff ci vuole un suicidio di massa delle squadre che stanno avanti a noi, non credo, cioè non me l'aspetto, poi sai, la palla è tonda, può succedere qualsiasi cosa. Di sicuro siamo in una posizione di classifica che ci permetterebbe il posizionamento di play-in con la partita in casa, e quello andrebbe difeso con l'unghia e con i denti. Non abbiamo partite facili perché ora viene Fidenza, che è una squadra come noi in lotta, poi andiamo a Desio, che è una squadra in lotta per salvarsi, poi viene San Vendemmiano che è in lotta per il secondo posto, quindi pensiamone una alla volta, ma soprattutto cercando di migliorare quegli errori e quelle evidenze che si sono viste oggi. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi inoltre si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.